Venerdì prossimo, a chiusura della campagna elettorale di Giampiero Carta, arriva Nichi Vendola, un segnale importante che chiude un cerchio. Si sta per concludere la campagna elettorale ed è già quasi il momento di bilanci. Come sta andando? Siamo contenti del fatto che Nichi Vendola ha scelto anche Agrigento come luogo di una competizione politica importante. Credo che la sua presenza dimostri che l'alleanza che SEL, Italia dei Valori, Federazione alla Sinistra è un punto di partenza anche per i futuri alleanze politiche che ci saranno nelle prossime scadenze elettorali. Ma quella di Agrigento è fondamentale perché qui si concentra una sorta di simbiosi politica tra quello che queste forze si sono messe assieme e hanno fatto, a partire dalla questione che riguarda il referendum. Non a caso noi ci chiamiamo Agrigento Bene Comune, cioè dire che il nostro punto di riferimento è l'alleanza per i beni comuni e come tutti sapete la nostra battaglia principale sui beni comuni è stato no alla privatizzazione dell'acqua. La venuta di Nichi Vendola venerdì sarà una festa per Agrigento, per la coalizione, ma anche per quei cittadini che vedono questo movimento SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, un partito sganciato dai vecchi schemi politici, ma anche alla luce di quello che sta succedendo in campo nazionale. Vendola sarà ad Agrigento alle 10 in punto, ci sarà subito un dibattito fra i candidati, parlerò io nella qualità di segretario di SEL, ma anche di candidato alle comunali per la lista Agrigento Bene Comune, e poi ci sarà l'intervento del candidato sindaco Giampiero Carta, che noi sosteniamo con grande convinzione, perché pensiamo che in questo momento Carta sta crescendo e proprio per questo motivo Vendola sta venendo a darci una mano d'aiuto con la sua presenza. Oggi la campagna elettorale si sta concentrando su temi, diciamo, non specifici. L'unico che si differenzia dal bailam, dallo scontro e dal cortiglio, come si suol dire, è il nostro candidato Giampiero Carta, che sa bene cosa dire e sa bene cosa fare nel momento in cui andremo a governare.